Tudu. Tudu. Tudu, 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 tudu. Vai, il sondazzo, il sondazzo, madonna ragazzi, quanti sondazzi, è vero, tanti, madonna, io non lo so, non li conto, ma se l'avessi contai, migliaia, va bene, e all'interno di ogni puntata quante telefonate, e poi tutte insieme quante saranno? Milioni, allora... Bene, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano amico G, anche oggi col sondazzo, ho pensato di fare qualcosa che abbia a che fare con le multe. Con le multe. Sì. Vi ricordate per esempio quando facendo quella situazione delle false pubblicità che si inserivano, no? Vabbè, dicevo che il tizio non aveva pagato l'assicurazione. Voglio invece andare più su... Tanto la macchina ce l'hanno tutti, no? Sì, fuori quelli a cui telefono io, quando ce n'è bisogno non c'hanno manca la patente. Vabbè, inventiamogli qualche cosa alla gente, via, così, voglio vedere, voglio proprio vedere. Sì, fammi vedere che prefisso fa oggi. Ah, sì, siamo lì. Ecco, vabbè, ok, dunque facciamo questo numero, ecco, sì, il numero di un cittadino che non sa cosa sta per capitargli, ma se c'è, sì, se non c'è, non gli capita, no? No, vediamo, su, sì. Arrivo, pronto? Sì, è arrivata? Pronto? Buongiorno. Senta, lei è la moglie del signor Arturo? No, no, io sono la figlia del signor Arturo. Ah, è la figlia del signor Arturo, sì. Ma scusi, lei chi è? Purtroppo, finisca. Purtroppo... il signor Arturo purtroppo è morto. Quindi... È morto, e allora no, niente, allora devo aver sbagliato. Mi scuso. Ma che cosa le serviva? Buongiorno, no, è un altro, evidentemente è un altro Arturo. No, vabbè, comunque... È questo. Scusa, tanto, ho sbagliato. Purtroppo era lì. Vabbè, povero Arturo, mi dispiace per Arturo, no? Andiamo un prete, facciamo la multa a un prete, sì, perché no? Scusa, perché non dovremmo fare la multa a un prete? Se ha sbagliato, sì. Arturo è morto. Ecco, vabbè, facciamo questo numero perché c'è un don. Se c'è scritto don, secondo voi è un prete? Ma io penso di sì. O è un rintocco di campana? Vada, informazione cosa gratuita. C'è? Il numero da lei selezionato è inesistente. Scusi, me lo fa rifare. Scusi, me lo fa rivedere, dicevano gli specchi. Sì. Me lo fa rivedere. Risai. Dunque, vediamo se questa volta dice la stessa cosa. Ah, vabbè, il prete non esiste, mi dispiace. Il prete se l'è data. E che? No, a gambe, no, ma che c'entra? Avrà cambiato numero, sarà dall'altra parte. Vabbè, d'accordo. Quindi è giusto andare altrove? Sì, questo non è niente di particolare, non sappiamo, non c'è il don, non c'è rito don, e allora pronto don, sono din. Ma non era il caso, non c'era, non era possibile parlarci. Vediamo qua, insomma, no? Uno è morto, uno c'ha il numero che non è più, pur essendo prete. Un altro qui sta squillando, ma sembra che no, Va bene, anche questo ce lo siamo giocato, stiamo andando fortissimo stamani, guarda, questa volta, sì, c'è nessuno, va bene, o sono morti, va bene, morto, mi dispiace, via, uno può anche parlare così, perché potrei parlare proprio così facendo, sì, perché no, sì, dai, ora parlo non dicendo l'ultima vocale, perché insomma le parole italiane finiscono tutte. Risponde alla segreteria telefonica. No, non voglio parlare con te.
No, via ragazzi, non c'è verso. Qui, mi sembra che la cosa cominci a esondare, esonda del mar. Vai, lo vediamo qui. Ma prima o poi parlerò con qualcuno, che dite? Sarà il caso, sì. Pronto? Pronto, signor? Buongiorno. Buongiorno. Il signor Giustin? E qui chi è che parla? Sono il vigile urbano. Un vigile urbano? Sì, bravo, vigile urbano, per delle multe non pagate. Multe non pagate? Brava. Giuliano Esatto. e Giustino? Giustin, sì, Giustin, me lo passi per favore? Sì. Grazie, grazie. Multe non pagate, vieni. Grazie, perché ieri non si dice grazie. Pronto? Pronto? Giustin? Sì. Buongiorno. Sono un vigile urbano e purtroppo devo dire che lei ha molte multe non pagate. Ma molte multe? Molte multe. Ma in dove? Molte multe. Ma in dove? In dove? Per strada, divieto di sosta, velocità eccessiva, poi è difficile parlare così, poi c'ha atto scene in luogo pubblico. Atto scene in luogo Atto pubblico? scene in luogo pubblico. Ah, addirittura. Addirittura, sì. Ma lì avrete sbagliato le targhe di macchine qualcosa? No. Perché qui abbiamo le fotografie che ci mostrano che lei mentre camminava in macchina si masturbava. Come? Guardando le donne per la strada, camminando in macchina. No, guarda. Lei si masturbava. Lì c'è un C'è una sbaglio. foto precisa che la ritrae mentre c'è il cazzo in mano. C'è un sbaglio totale. Allora, A me queste cose non mi risulta. Beh, non le risulta, ma a me sì. Ecco. Allora, e lei le deve pagare le multe relative. No. Ma gli Lì avvisi delle multe le sono arrivate. nemmeno sono arrivate niente. Ecco, lei dice così, invece qui risulta sono state mandate. Qui le multe non è arrivato a nessuno. Allora, per questo atto scene in luogo pubblico, come la mettiamo? Sì, atto scene in luogo pubblico. Bravo, facci sentire anche a sua moglie, bravo scemo. Allora, lei si masturbava guardando le troie? No, guarda. Sì, nel viale dove ci sono le troie che battono. Voi vi sbagliate di grande. Lei per risparmiare 50.000 lire lei si masturbava? Che sono sicuro che io quelle cose lì non le mai successe in casa mia. Ma infatti succedeva fuori. Ecco. Fuori. Neanche fuori. Sì, in macchina. Lei tiene la macchina in casa. Signor Giustino. Come facciamo con questo? Come facciamo? Conciliamo. Dove ci dobbiamo trovare? Ci dobbiamo trovare in piazza. In piazza? In piazza, la piazza principale. Noi ci vediamo e le faccio vedere tutte le multe. Tutte le multe. Aspetta che gli passo e anche mia le fotografie. moglie. Ben, bravo. Pronto? Pronto, signora? Senti un po', Buongiorno. io vorrei sapere. Sì. Cos'è questo fatto? Com'è? Qui multe non arrivano. Non arrivano, peccato, perché multe ci sono per atti osceni in luogo pubblico. Addirittura? Il signor mi fa piacere come siete precisi a prendere le numeri delle targhe. Ah sì, il numero delle targhe e anche le fotografie. Anche? Allora si vede il signor Giustin col cazzo in mano mentre passa davanti alle puttane. Davvero? Il signor Giustin Allora, col ascolta, cazzo in mano mandatemi pure mentre una passa fotografia. davanti alle puttane. No, a lei non possiamo mandare fotografie perché privacy. Allora mandatelo in tribunale. Già fatto. Ma dove? Già fatto, tribunale. Allora, senti, ma signor, e poi lui piscia al muro. Ma non è quello, magari Giustin può darsi. piscia al muro, perché piscia al muro? Giustin piscia al muro. Sì? Sì, ma dove? Si vede a un muro della strada, piscia al muro, si vede l'uccello. Ascoltami un po', C'è una mi dica foto dove? in Corso Repubblica. Addirittura? Sì, Lui si è ma messo a guarda un po'. pisciare davanti dentro a un negozio, poi uscivano le persone e lui le innaffiava col piscio. Ah, sì? Sì, esatto. Ah, non lo sapevo. Senti un po', allora come mai non arriva qualcosa dal tribunale qui? Infatti sono arrivato io. Sì, chi è lei, scusi? Vigile urbano.
Di dove? Di dove? Di dove mi cazzo mi par? Perché sì. io non sono tenuto a rispondere alle sue domande, capito? Sì, guardi, capito? le faccio sapere che Allora- io ho lavorato in tribunale. Bravo signor, che faceva? Spazzava le scale? No. No, allora che faceva in tribunale? Lo so io. Lo so Quello io. che non va a lei. Signore, ma quello io non faccio in tribunale, no, io sto sulla strada e vedo tutte queste cose che succedono. Lei li vede lei, allora Che pisce nei negozi. E l'altro giorno lui si è messo a pisciare in una gelateria. Sì, addirittura. Sì, passavano i bambini con gelato, erano piccolini e lui ci pisciava sopra. Sì. Sì, Ma allora guarda, lei c'ha e diceva ti sciolgo il gelato, ti sciolgo il gelato, così. Ma suo marito è normale? È normale? Lei ha scritto al tribunale? Io ho scritto alla mia mamma perché c'è fra poco la festa della mamma. Sì, ma che gliene frega a lei? No, al tribunale, questa cosa va in tribunale. Io non so scrivere. Non so scrivere, allora non so neanche leggere. Non so neanche leggere. Prende il numero della targa? I numeri, sì, io leggo solo i numeri. Sono i numeri leggi. So i numeri, sì, i numeri e le letterine di passaparola, quelle me le leggo tutte le sere. Le voglio dire un'altra cosa. Mi faccio le seghe come suo marito. Mi faccio le seghe. Guarda, lei guarda, è da manicomio, guarda, glielo dico io. Ma cosa sta dicendo? Io sono una persona seria. Sì, lo dico io, è da manicomio. Sono un pubblico ufficiale. Sì. Pubblico. Lei è pubblico ufficiale. Pubblico. Sì, senti un po'. Sì. Allora lei non c'è bisogno di telefonare qui. Vai in tribunale. In tribunale. Ma sì, signor, ma io non sto telefonando nel sud, ma com'è mai che lei parla in tribunale? Va bene, senti signor, allora per conciliare io passo da casa, lui prepara 500.000 euro. 500.000 euro. Da casa. 500.000 euro. Quanto? 500.000 euro. Sì. Poverino! 500.000 euro! Allora le faccio sapere che io ho mio figlio carabiniere che è qui in casa. 500.000 euro! Sì, se ne do 1.000 euro! 500.000 euro! Il manicomio! E io ho un figlio incantatore di serpente! Sì! Sì, allora come si... No, guarda, non mi fa paura! Mi dico quando deve venire! A che ora viene? Io vengo alle 17.30. Di quanto? Di oggi. 17.30. 500.000 euro. Sì, come le vuoi, in assegno? No, contante, piccolo taglio. Contante, va bene. Da 20 euro, che ci faccio la benzina. La saluto. Va bene? Va bene, l'aspetto alle 17.30. Vengo. Sì. A presto, a dopo. La signora non ho capito perché se la prendesse tanto. È una cosa talmente stupidamente assurda. Intanto come parlavo, poi le cose che dicevo, via, assurdo. E lei ha lavorato al tribunale, c'è il figlio carabiniere. Peccato che non ci avessi il telefono sotto controllo, perché mi sembrava anche giusto. Pensa che lo va a pisciare in Corso Repubblica, deve essere in questo posto, insomma, centralissimo, un corso, noi siamo a Corso, è chiaro, è centrale, Madonna ragazzi, no, qui c'è un piccolo problema col mouse, un scorre un cazzo. Ecco, vabbè, qui. Vabbè, sì. Come si chiama il vigile urbano? Giuliano, il vigile urbano. Sì. Ma guarda, scusa un attimo. Non so cosa è successo. E parlavo di pisciare, mi scappava una pisciata così urgente e se non andavo subito me la faceva addosso, ragazzi. Colpito della mia stessa arma. Con la mia stessa arma. No, io parlavo di lui pisciava dappertutto, no? Mi è venuto un accesso di piscio, io quando mi viene devo farla in tutti i modi, Vabbè, sono quelle cose che succedono agli umani, Va bene, andiamo a fare un altro numero. Vai, Giuliano il vigile urbano, sì, proprio lui. Ecco, vai, sì, ma guardate a volte, questo non è mai successo durante sto danzo in 20 anni, ragazzi, non è mai successo, Non posso più parlare di pisciarsi. Beh, ormai l'ho fatta. Questo occupato. Allora niente, si va oltre. Ma guardate un pochino, proprio non resistevo più. Sai come quando vedi il pisciolino di una
una fontanella o vieni, a volte capita, no? Sarà l'età. Che vuoi? No, sarà che quando si piscia, un po' che bere in questi giorni, un po' che bere. Sarà il caldo, capito? Sì. Oh, è andata benito, guarda, è andata benito. Sì, un po' il caldo, quando comincia ad arrivare il caldo, io bevo sempre parecchio. Sì, mi viene molto da bere. Oh, quanto bevo. Sì, che ci fosse acqua. E allora di conseguenza magari ogni tanto anche sì, pronto signor, c'è il signor Benit? No, non c'è mio marito. Benit, suo marito, senta, sono il vigile urbano, qui c'è una multa molto molto forte per suo marito. Sì. Il ritiro della patente e ritiro della patente. Perché? Perché atti osceni in luogo pubblico mentre guidava. Mio marito? Marito, sì. Ma guardi che Benito, suo marito Benito. Marito, sì, perché lui mentre guidava insieme insomma a un'altra persona di sesso incerto, non sappiamo se maschile o femminile. No, guardi che non è mio marito, è l'altro si faceva praticare praticare un pompa, una pompa. Ascolti. No, forse è lui, perché questo è il numero telefonico che corrisponde alla target che dovete, capito? Ma scherziamo o no? No signora, ma forse era lei che gli faceva ma vogliamo scherzare, mio marito ha 70 anni, 72 anni? Sì, appunto, sembrava la leva del cambio. Ma che macchina è? La macchina è suo marito? Ma veramente non lo so, io so solo la targa. Lei si ricorda la targa? Io la targa non me la ricordo. E allora vedi che non lo può sapere. No, il fatto che noi abbiamo la targa, perché non l'ho visto io, ma insomma, c'era praticamente una signorina o un signor vestito da donna, non si sa. Ma lei vorrà scherzare? Che mentre lui guidava a 90 all'ora, stava verso il suo uccellone e faceva un pipon, capite? Capiton? Aveva un capiton? Ma non possibile. Signor, ma si tranquillizza. In fondo vuol dire che lui ha sempre l'uccello rit. Anche per lei, spero. Ma io dico che lei non è normale, No, mica tanto. Ma per fare il mio lavoro mica bisogna essere normalissimo. Ma chi è lei? Mi manca, sono Giuliano, il vigile urbano. Mi mancano delle cose, capite? Cioè, il finale delle parole. Ma i vigili urbani... Sì, certo, o di dove, come, quando e perché. Ma capisce? Allora, il signor Benito, allora, poi non si è capito se era lui alla guida o era lui che faceva la pompa. Forse lui faceva la pompa. Era fermo poi, no? Si è fermato alla pompa di benzina. A proposito di pompa, no? È una pompa piccina, una pompina, E li hanno continuato, si sono scambiati i ruoli, cioè io vado a guidare e tu mi fai la pompa a me. No, guida a te che ti faccio la pompa a te. È tutto una pompa, suo marito ama i pompelmi. Mi dica come si chiama lei, che adesso mando mio marito lì. Giuliano è il vigile urbano, ma no, guardi, io non sono lì, sono qua. Guardi, io non sono lì, sono qua. Ma dove lì qua? Io sono qua, in Corso della Repubblica. In Corso Repubblica, sì. E questo è successo lì in Corso Repubblica, che lui si è messo a pisciare davanti alla gente. Ma io dico che... Ha tirato fuori il capitone. Ha detto c'è un incendio. Io sono un pompiere. Poi, a proposito di pompe, no. E sono un pompiere. Hanno annaffiato tutti quelli che passavano. Lei come si chiama? Giuliano, il vigile urbano. Ecco, che non sono lì, sono qua, capite? Ma te dimmi! Ma sai che bisogna chiamarla e stai via, su. Ma è assurdo tutto ciò, no? Non può credere, la gente non può crederci, no? Non può crederci. Tu, eccola. Beh, risponde la signora. Allora! La signora non risponde, forse è subodora.
La burla. Risponde la segreteria Via telefonica del numero. numero. Piripi, Uno, sì, uno. Poi? Chiamato, al momento non può rispondere. Oh, come mi dispiace. Se desiderate lasciare un messaggio, Sì. parlate dopo il segnale acustico. Certo. Signor, mi dimenticavo di dire che lui in Corso Repubblica ha anche cacato in mezzo alla strada e puzzava parecchio, si dice che è merda di cavallo, no, è merda di Benit, e questo non si può fare, chiaro? Arrivederci, vengo oggi. Va bene, via. Ma Benito, cosa mi fai? Allora, andiamo da un altro signore, ma questo Giuliano è pazzo. Deve essere uno che è fissato di essere un vigile, ma non può essere. Non esistono queste cose, giusto? Vai. Oh mio Dio, allora niente, e allora qui, vai lì, vai su, vai giù. Infostrada, vieni come Italia. Bini, va. Ogni tanto arriva anche quello, Wind. Cazzo. Ma è roba. Va bene, sì, vai. Dai. Sì. Ma è tutto così assurdo. Perché se la prendono? Pronto? Pronto, signora? Buongiorno. È la moglie del signor Ferdinand? No, la figlia. È la figlia del signor Ferdinand? Sì. Lei è maggiorenne? Sì. Ah, bene. Che c'è maggiorenne, maggioremme, maggiorò, PQRS. Ah, senta. Ho questa che me l'ha messa in testa. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Io appunto volevo sapere quando il signor Ferdinand è in casa. Cosa deve fare? Lo conosce lei? Io non personalmente. Perché? No, perché? Non lo so quando sia in casa. Ah, ma perché lei è la figlia? Sì. Signore o signorina? Signorina. Sì, mi no, dica dei problemi. Di che cosa ha bisogno? Appunto, io avrei, dunque, se proprio le devo dire di che cosa ho bisogno. No, se no, se vuole ritelefono. No, già che mi ha risposto lei, glielo dico, ho bisogno di un pompino. Lei chi è? Tanto bisogno. Ecco, se lei mi chiede di che cosa ho bisogno, ma io che lei chi sinceramente glielo dico, sono Giuliano, il vigile urbano. No, mi dica il suo nome e cognome, se no la mando a cagare subito, No, guardi, sì, cagare perché ho già se cagato. se lei ha bisogno, mi dice di che cosa ha Ho bisogno di un pompino. Se lei ha bisogno, mi dica di che cosa ha bisogno, se no io la mando a cagare. Te lo sto Arrivederci. dicendo. Me lo vuol fare mentre cago? Non lo so. Basta, guarda, non ne posso più. Oh mio caro e buon Gesù, scusa Gesù, come sono sboccato, quante parolacce dico nella mia vita, vero? Oh, Dio. Poi nella seconda parte se ne riparla. Cinquantina, che stiano sempre lì pronti nel mio locale con il cazzo ritto, capito? Però ci vuole il modello, ci vuole tutto, insomma. Ma il modello non ce l'hai? No, io no. Ma mi fai ce l'hai la fustellatrice, no? Non c'è una fustellatrice? No, io... Ma come fai i fusti senza fustellatrice? No, ma io faccio fusti, però ho bisogno che qualcuno mi dica, guarda, io lo voglio così, cioè... Oh, ecco, allora, guarda. Hai capito? Ho capito. C'è presente Schwarzenegger? Sì. Ecco, io lo voglio così. Li voglio, cioè... proprio, capito, ben messi, vedi, cioè che e poi molto ben dotati più giù. Cioè io non faccio quel tipo di fusti lì, allora. Basta chiedere, dice basta, il modello è quello. No, cioè no. tu mi devi fare dei fusti tipo come ti ho detto io, no? Ma belli con dei bei muscoloni, cioè te non ci metti muscoli, ci metterai vuol dire, lo scheletro, no? E poi hai parlato di scheletro, qua pago bene, ho bisogno la cinquantina li dissemino per il locale, così questi... Ma te cosa hai bisogno? Di divani, di poltrone? Perché noi facciamo divani e poltrone qui, forse sì, è sbagliato. Non importa, lo so che fate divani e poltrone, ma siccome i divani e le poltrone ce l'ho già, io ho bisogno di fusti, perché poi i miei clienti, che sono tutti omosessuali, tutti gay, è un locale gay, capito? Sì. Praticamente, anche se non sono veri, è giusto che non sono mica veri, mica siamo il Signore che si può dar vita alle cose, no? Quindi, però ci si attaccano, capito?
si mettono lì, gli ciucciano l'uccello, il baciano in bocca, capito? Hai capito o no? Sì, ho capito. Ti ho detto Schwarzenegger, ma Schwarzenegger somiglia a un divano, delle forse. persone in legno. Bravo. No, non è Ma il mio belle lavoro. dure, eh? No, non è il mio lavoro. Non avevi ancora capito? No, io adesso ho capito quello che volevi fare. Adesso hai capito, ma voglio dire, si parla di fusti. No. Cioè, no, ammazza che fusta, devo dire ai miei clienti, ammazza che fusta, No, non facciamo. E se gli fai anche un po' il buco del culo? Come divani e poltrone noi. Sì, vabbè, ma non importa, te vuoi il modello, ti do il modello. Sì, no, non siamo in grado di fare quelle sculture che dici te. Ma non sono sculture, semplicemente degli scheletri umani. Ma infatti non è il mio lavoro, mi dispiace proprio, guarda, poterti accontentare. Ma è un peccato, perché io pagavo anche molto bene. No, mi immagino, quello non c'è dubbio, però non è il mio lavoro, cioè è come se tu ti rivolgessi a uno che fa il fabbro e te vorresti il muratore, insomma. È la stessa cosa. No, perché tu fai fusti. Sì, ma io... Che me li fai fusti a me? Ma non intendiamo fusti come poltrone. Io faccio degli scheletri di legno, ma per quanto riguarda poltrone, divani e basta. Senti, fai anche armadi? No. Perché sennò presi gli scheletri nell'armadio. No, questa non l'hai presa, vero? No. Ma cosa vuoi prendere? Senti una cosa, te come sei messo personalmente? Io? Sì. Ma io sono una persona normalissima. Cioè, non sei particolarmente dotato di muscoli? No, assolutamente, non sono particolarmente dotato. Non sei alto? E non mi interessa quel tipo di persone lì, insomma, hai capito? E nemmeno per quanto... Ma guarda, rende molto bene, No, io immagino. Ma se sono capaci di scucirti... preferisco la figa... Vabbè, anch'io. Ma io sfrutto questi gay, che vuoi? Loro ti danno anche 2.000 euro per fare un pompino, Sì, un bocchino, immagino, però non... Cioè, dai! Non è il mio caso. Non è il tuo cazzo, ma come ce l'hai il cazzo, tu? Come ce l'hai l'uccello, tu? Io penso di avere un uccello normale, che vuoi che sappia. È normale di quanti centimetri è? 20. 20? Va bene, va mica male, sai. No. Te lo sei anche misurato? Te lo sei misurato allora? Sì, più o meno, dai. Dai, più o meno, sei andato lì col metro, col centimetro. Sì, col calibro, dai. Sì, ma da dove sei partito per la misurazione? Da sotto le palle. Allora, per forza. Te ce ne vanno i 15, guarda, a dire bene. Sì, no, da sotto le palle. Dal buco del culo sei partito? Sì, ti sei ficcato il metro nel culo e poi su per il culo, così, insomma. Allora come si può fare perché non lo so, guarda. Conosci qualcuno ben messo che va in palestra? Non so. Non ti posso indirizzare, guarda. Non mi puoi indirizzare? No, perché non ho idea, cioè non ho mai frequentato quel tipo di ambiente lì e non mi interessa. Sì, ma rende molto. Senti, ti volevo dire, io so che la tua ditta non va tanto bene, Cioè, diciamo la verità, mi sono un po' informato. Sì. Non è che voi stiate navigando nell'oro ultimamente? No, per carità di Dio. C'è bisogno magari di rinforzare un po' la situazione economica, giusto? È giusto o no? Sì, lo so perché mi sono informato. Per cui insomma non ci sarebbe mica problema. Ecco, per esempio, la tua fabbrica lì è grande o piccola? È piccola. È piccola? Sì. Quanto sarà? Quanti metri quadri sarà? 800, chiamala piccola, cioè piccola come fabbrica, ma a me per farci un locale con dentro, ecco, in questo caso tutte fighe, facciamo un locale, cioè un locale gay ce l'ho già, guarda, facciamo un locale di brasiliane, di quelle che col culo. Sono cose che a me non mi interessano. Ma sei sposato te? Sei sposato? No. No? Cosa? Sei sposato? Sì. Beh, meglio. Io ho 50 anni. 50 anni, bene, meglio. Tua moglie avrà meno. Per la testa, guarda, mi dispiace, ti saluto. Non hai grilletti per la testa? Peccato, perché io ce l'ho tanti. Ma te dimmi, ma visto, poverino, faceva i fusti e non me li voleva fare. Incredibile. Vabbè, io ho letto fusti, ragazzi. Che tu ci devo fare? Ma sai com'è, ho letto fusti. Va bene, via, su, forza, andiamo. Come si è ritirato indietro, però veramente, come dire, veloce a capire le cose, ho detto Schwarzenegger, mi voleva di mani. E le poltrone. Ho detto Schwarzenegger, Scusa. Pronto? Benedetta. Sì, chi parla? Benedetta, te.
che sei fra le donne la più grande e meravigliosa. Ma chi è che parla? Ave benedetta, io vengo... Io butto giù. Sono l'angelo del Signore. Ma come? Era l'annunciazione, era l'annunciazione, ma benedetta, dove vai? Ma come si faceva l'annunciazione, la Sera Medesima? Sì, no, perché ora c'è un nuovo Gesù, ci vorrebbe, abbiamo scelto lei, su, magari suo marito si chiama Giuseppe, va sappi tu, Sì, ora bisogna... Pronto? Tuo marito si chiama Giuseppe? No. Non importa, va bene lo stesso, tanto si cambia tutti i nomi. Senti, tu Benedetta sarai concepita dal mio cazzo. Scusa se te lo dico, insomma, è andata male, volevo fare, ma lei non c'è stata. Volevo farle credere di essere la nuova Madonna, sai, e io di essere magari anche... che so, Spirito Santo, ma non siamo blasfemi. Oh, via. Oh, queste sono cose sacre e benedette. Oh, via, diciamo le nostre maestà. Quindi torniamo nell'alveo, nell'alveo o nell'alveare? Nell'alveare! Torniamo nell'alveare. Alveare. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, io sono un apicultore. Della zona. Purtroppo devo dire che le mie api sono scappate, si stanno dirigendo esattamente verso casa sua. Le api sono... Rosetto numero 16? Sì, come sì, esatto, numero 16. Va bene, dov'è la sua apicoltura? Ho degli alveari proprio qui a 500 metri da casa sua, però lo sciame sta dirigendosi verso casa sua. Come ce l'ha le finestre, aperte o chiuse? Chiuse adesso. Meno male. Tenga le finestre chiuse, però chiuda anche le persiane, chiuda anche gli scuri interni, perché sono capaci di rompere anche il vetro, capisce? Va bene. Lo faccia subito, aspetti, resti in linea, lo faccia subito, poi le dico altre cose. Va bene. Lo faccia, aspetto in linea. Boccao un tonno. Sì, corri. Vai, chiudo l'ognosa. Senti là. Adesso sono andati a farlo. Sì, ecco, poi quando ha fatto tutto le dico un'altra cosa, Sì. Lei chi è, scusi? Sono degli alveari Arini, è una ditta. Guardi, quando ha tutto chiuso, come ho detto io, anche gli scuri interni e le persiane, me lo dica, Sì, va bene. Un attimo, attendi in linea che... Sì. Andiamo in linea. Vai, chiudono tutto, un buio. Ma accenderà la luce? Sì. Oh, sa creduto che arrivassero proprio a casa sua, al numero 16. Sì. Anzi, se l'è detto da sé. Ma che brave persone trovo oggi. Sì. Dunque, svegli in questo posto, sveglissimi, sì. Stanno chiudendo a tutto spiano. Oh mio Dio. Ecco. Anche le saracinesche, detto, sì. Anche le saracinesche, sì, le tapparelle, insomma. Sì, le tapparelle. Ha tirato giù tutto? Sì. Ecco, un attimo che le passo al mio babbo, così magari... Sì, bravo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Stavo parlando con suo figlio prima, vero? Sì. Ecco, sì. Avete chiuso tutte le finestre anche? Sì, abbiamo con chiuso tutto. Le tapparelle, gli scuri interni, cioè quello che c'è, insomma. Tutto quanto, sì. Ecco, benissimo, perché le api stanno arrivando. Sono moltissime. Prego? Sono moltissime. Sì, è uno sciame molto grosso che purtroppo sta dirigendosi verso di voi. Tanto io devo arrivare e riprenderle con la tuta apposita, capisce? Ho capito, va bene, la ringrazio. Ora restate chiusi per, guardi, almeno 2 ore. Almeno 2 ore? 2 ore, sì. Poi quando è finita l'operazione vengo a suonarvi il campanello e vi dico che potrete aprire, d'accordo? Va bene, d'accordo, grazie. Prego, buongiorno. Senti, io volevo dirgli che erano bischeri e che c'erano cascati, ma era bischeri anche il babbo, allora... Chiusi per 2 ore, ma insomma, sequestro di persona. Ho effettuato no, non ho fatto sequestro di persona, però si sono sequestrati da soli. Ma via, ma non è possibile che arrivino proprio lì, tin. No, dai. No, sono troppo locchi, bisogna richiami. No, e poi non mi va di sapere che queste persone stanno per 2 ore con tutto chiuso,
Vediamo un po' che cosa... Pronto? lei è il padre o il figlio? Io sono Vicky. Lei chi è? Sì, ma il padre o il figlio? Il padre. Il padre, senta, le volevo dire una cosa. Sì. Guardi, insomma, non so come dirglielo, ma siete veramente degli abbocconi, Mamma vero? mia, ma lei come padre e suo figlio, posso capire un figlio, ma anche il padre, ma credete a tutto quello che vi si dice? Ma lei chi e è, le scusi? api, ma io sono uno che fa abboccare la gente, sono un pescatore di anime, ma abbia pazienza, ma lei, ma sì, alla sua età crede che arrivino le api e chiude tutte le finestre per 2 ore senza chiedere spiegazioni né niente, tutto così, basta che uno glielo dica al telefono, uno sconosciuto. Perché io ci ho creduto, perché me l'ha detto mio figlio, non perché me l'ha detto un deficiente come lei, ha capito? Mi ha detto quel deficiente di suo figlio, evidentemente. Mio figlio sarà un deficiente, ma lei è una testa di cazzo, ha capito? Sì, certo, come Pezzo no? di merda, Sì. che ti fai vedere, te spera solo che non ti incontro perché ti faccio un culo come quello di una virinazza, ignorante. Tieni chiuse le Pronto? finestre, tieni Hai le capito? finestre chiuse. Ti dovresti vergognare, vecchio rincoglionito. Io vecchio, e tu? Ma ti rendi conto? Lui, quelle cose che stava dicendo a me, le stava in realtà dicendo a se stesso, capito? Perché lui aveva la rabbia di essere cascato nel tranello e di aver abboccato alla grande e ha dato praticamente il deficiente a suo figlio, perché ci ha detto lui. Molto bisogna, che si fa? Si ricava? No, io direi sì. Ma come? Ma in fondo non abbiamo fatto niente di veramente di male. Come dire? Sì. Pronto? Richiuda, stanno arrivando le api, richiuda tutto! Ti vengo un cancro, a te e a tutta la tua famiglia! Grazie altrettanto! Che brava persona! Si meritava questo ed altro per quello che ha detto, specialmente in quest'ultima frase, vero? Si meritava questo ed altro. Vabbè, lo lasciamo perdere. Avete visto? Prima abboccano, poi... vabbè. No, sì, io lo voglio richiamare. Sì. Poveromo. Può richiudere un'altra volta? È ridotto ormai alle corde, non c'è più niente da fare. Andiamo avanti, abbiamo un po' di tempo, un pochino, sì, dai, che gente c'è nel mondo, Ma te dimmi, a volte nel mistero queste cose, l'animo umano, sì, è così. Quando uno si sente preso per il culo e dice Madonna ci sono cascato, non si arrende, non vuole arrendersi all'evidenza e si scaglia contro chi l'ha preso per il culo senza sapere che in realtà è contro se stesso che dovrebbe scagliarsi per esserci cascato. Pronto? Pronto, professoressa? Pronto? Pronto, professoressa? Sì? Lei la professoressa? Sì. Senta, io avrei un piccolo problema linguistico, me lo potrebbe risolvere in 448? Un attimo solo. Sì, come no. Problema linguistico, non so miei. Si sente niente, dica. Ora si sente, signora? Poco. Professoressa, senta, io avrei un piccolo problema linguistico. Lei è professoressa di italiano? No. Ma ha studiato comunque, per cui può risolvermi questo problema linguistico? Cioè? Senta, se io con la lingua italiana, no? Usando la lingua italiana, cioè la mia lingua, la appoggio su un grilletto, cosa succede? Suona oppure fischia? L'appoggio? Su un grilletto. Suona oppure fischia? Guardi, sono indovinelli che io non ha preso la persona giusta, la saluto. Non è un indovinello. Non so risponderle, non so rispondere, provi qualcun altro. Si può fare in modo, come dire, empirico. Vabbè, ma sono indovinelli. A me mi sembra una stronzata. Vabbè, d'accordo, basta, la professoressa non è preparata. Le diamo un bruttissimo, pessimo voto. Andiamo dal dottore. Visto che ci hanno augurato il cancro, si va anche dal dottore. Sì, a questo punto ci si fa visitare, no? Sì.
Che gente c'è nel mondo, Via, facciamo presto perché c'ho più praticamente tempo, dai, su, forza. Pronto? Dottore, mi scusi, non chiamo da mesi, come posso fare? Pronto? Dottore? Sì? Mi scusi, non chiamo da mesi. Come posso fare? Sai com'è? Bisogna cambiare partner. Ah, sì? Sì. Ma io non ce l'ho, ecco per questo non chiamo. Mi dispiace. Trovarne una? Mi dispiace per lei allora. Ah sì, ma senta, dove la trovo? Dunque, le posso dare l'indirizzo? Sì, grazie. Scriva. Sì. Le do il telefono. Di chi? 05. Sì, addirittura, mi dà, e poi? Sì. 111. Ah, quello è mio, lo conosco benissimo. Grazie, Prego. Arrivederci. Ma che guarda, dimmi una troia. Oh dottore, va a puttane, però l'111 e l'ho inventato io, che gente. Il sondazzo, ma lo trovi anche su ReteG.net e ci trovi sito mito, scherzi atroci, 1000 mesi, io confesso, spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete